Moneglia investe 100.000 euro in lavori pubblici, un intervento è in corso in località Sant'Elmo, punto di passaggio panoramico, altri in varie zone della città. Logo no slot per i locali virtuosi, tessera sanitaria obbligatoria per accedere alle macchinette e multe più salate. Sono i nuovi provvedimenti contro l'azzardo contenuti nel decreto dignità. Ad un anno dalla scomparsa, il villaggio del ragazzo ricorda Elio Garbarino. Lunedì 27 agosto, messa al centro di San Salvatore di Cogorno, serata di condivisione e commedia dialettale. Ultime rifiniture per le due formazioni che saranno in campo domani allo Stadio Comunale di Chiavari, gara di solidarietà per sostenere l'Anfas e le famiglie colpite dal crollo del Ponte Morandi a Genova. I giovani di San Pier di Canne a Villanoce, i giochi insieme del villaggio del ragazzo, i due campi estivi protagonisti questa sera nella nuova puntata di Estate Giovani. Buongiorno a tutti, bentornati al TG13. In apertura andiamo a Moneglia, la città punta su turismo e vie di comunicazione, dal sottopassaggio in località Sant'Elmo alla strada delle Gallerie e altro ancora. Continuano infatti i lavori pubblici nel comune che in totale investe 100.000 euro. Il sindaco Magro fa il punto della situazione, sentiamo. Proseguono i lavori di manutenzione e riqualificazione di alcune aree nel comune di Moneglia. In particolare hanno preso il via i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione della passeggiata bassa e località Sant'Elmo. Consistono sostanzialmente nel rifacimento della volta, del piccolo tunnel che c'è, della sostituzione della ringhiera e del rifacimento dell'illuminazione, per ridare una immagine davvero suggestiva a questo scorcio molto particolare del nostro territorio. Un altro lavoro che, come afferma il sindaco Magro, è in fase di consegna è quello relativo alla strada pedonale di Posato. C'è una strada che dal centro, dalla località Camogellin, conduce verso Lemeglio, una strada pedonale molto trafficata sulla quale è previsto un intervento di completamento e sostituzione della ringhiera e l'installazione di diversi punti luce a completamento di quelli già esistenti. Sempre nella zona di Lemeglio sono stati sospesi per qualche settimana, proprio in concomitanza del maggior traffico, i lavori di consolidamento della strada in corrispondenza del bivio con località Acquario, ma che riprenderanno e saranno completati nel mese di settembre. Per quanto riguarda invece la viabilità in generale, dopo gli interventi di messa in sicurezza della strada delle Gallerie avvenuti nelle settimane scorse, l'amministrazione ha affidato un incarico per uno studio di fattibilità finalizzato ad una maggiore sicurezza per una delle vie più importanti di Moneglia. L'obiettivo è quello di ripristinare il segnale di telefonia che era stato installato nei primi anni 2000 ma che era stato poi rotto sostanzialmente tranciato in diversi punti da alcuni incidenti, e poi anche fare un primo intervento per quello che riguarda l'evacuazione dei fumi sotto il profilo dell'antincendio. Questa è una strada per noi fondamentale, sulla quale abbiamo comunque una collaborazione con il comune di Sessi Levante e di Deiva, con i quali ovviamente siamo in contatto, ci siamo consultati, e questo studio di fattibilità è finalizzato proprio alla richiesta di contributo ai lavori. L'incendio divampato ieri a Villa Scorza di Sestri Levante è domato. I pennacchi di fumo che si alzano ancora dall'area del rogo non sono pericolosi, assicurano i vigili del fuoco di Chiavari. L'area è stata tenuta sotto controllo per tutta la notte e questa mattina è ripresa la bonifica. Per fortuna non sono state danneggiate le abitazioni presenti in zona. Una squadra dei vigili del fuoco inoltre in mattinata si è recata anche a Cardini di Casalza Ligure per monitorare l'area colpita ieri da un incendio boschivo. Anche in questo caso la situazione è sotto controllo. E un incendio è divampato questa notte intorno alle 4 in via della Chiusa a Sestri Levante. Le fiamme hanno danneggiato i cannicci di fronte ad un bar e annerito l'intera parete del palazzo. Spiega il vice sindaco Pietro Gianelli: stiamo cercando di capire come si è sviluppato il rogo attraverso le telecamere di videosorveglianza. Ora spazio all'economia, torniamo a parlare del decreto dignità approvato in via definitiva dal Senato. Sono diverse le misure contenute nel nuovo documento in materia di gioco d'azzardo. Le scopriamo nella scheda della settimana. Con il decreto dignità arriva il logo di Stato no slot per i bar, gli esercizi pubblici e i circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare macchinette da gioco. Il logo è istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico e sarà rilasciato dai comuni.
Sarà obbligatorio utilizzare la tessera sanitaria per poter accedere alle slot e agli apparecchi da gioco, in modo da impedire l'accesso dei minori. Dal 1 gennaio 2020, inoltre, gli strumenti privi di meccanismi idonei ad impedire l'accesso ai minori dovranno essere rimossi. La violazione sarà punita con sanzioni pari a 10.000 euro per ciascun apparecchio. Il Ministro dell'Economia, d'intesa con il Ministro della Salute, condurrà un costante monitoraggio dell'offerta di gioco, anche attraverso una banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione sul territorio, riferendo annualmente i risultati. Inasprite le multe per chi non rispetta le norme sul divieto di pubblicità di giochi d'azzardo e scommesse. Le sanzioni passano dal 5% al 20% del valore della sponsorizzazione, che comunque al minimo ammontano a 50.000 euro. Sulle slot e sulle lotterie istantanee, infine, verrà apposto il messaggio «Nuoce gravemente alla salute», come quello che si legge sui pacchetti delle sigarette, questo per avvisare i giocatori sui rischi dell'azzardopatia. I tagliandi delle lotterie istantanee dovranno contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati, in modo da coprire almeno il 20% della superficie e con le avvertenze relative ai rischi connessi al gioco. Società Autostrade ha risposto positivamente alla lettera inviata dal Presidente della Regione Liguria sulla necessità di mettere in sicurezza e di abbattere il pilone 10 del Ponte Morandi. La prima riunione tra la società concessionaria e la struttura commissariale per le valutazioni di competenza si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 18 nella sede della Regione Liguria a Genova. Siamo all'informazione religiosa. Sono 220 i ragazzi e i catechisti della diocesi di Chiavari che parteciperanno al pellegrinaggio diocesano dei Cresimati a Roma, dal Papa. Lunedì 27 agosto la partenza in pullman dal Tigullio, da Carasco e da Chiavari alle ore 7, da Sestri Levante alle 7:15. La prima tappa sarà a Roma, nella Basilica di San Paolo fuori le mura, dove alle 15:30 ci sarà l'incontro con un monaco che vive proprio in questa realtà e che si soffermerà sulla figura di San Paolo. Al termine la visita e poi la messa in Basilica. In serata alle 21:30 i giovani saranno coinvolti in un momento di dialogo con Don Toni Drazza, assistente nazionale del settore giovani di Azione Cattolica. Martedì la giornata sarà dedicata alla figura di San Pietro. Alle 10 in Basilica Vaticana un incontro con l'arciprete di San Pietro, il cardinale Angelo Comastri, a seguire la messa alla cattedra presieduta da Monsignor Alberto Tanasini. Qui i cresimati rinnoveranno la loro professione di fede. Seguirà un tempo per la visita alla Basilica e ai luoghi più belli di Roma. Mercoledì poi l'udienza generale in aula Paolo VI, presieduta dal Papa, e dopo il pranzo il rientro in diocesi. E lunedì prossimo, 27 agosto, al Villaggio del Ragazzo ci sarà un momento di preghiera, di incontro e di condivisione per ricordare la figura di Elio Garbarino, uomo dal carattere molto coinvolgente e brioso, la cui memoria è rimasta viva nella struttura di San Salvatore di Cogorno, dove ha operato per molti anni. Sarà celebrata la messa, seguirà la condivisione della cena e dei ricordi e in conclusione verrà proposta una commedia dialettale. Sentiamo. È passato un anno, ma il ricordo di Elio Garbarino, falegname e formatore del Villaggio del Ragazzo, è rimasto indelebile, quasi presente. A ricordarlo nell'anniversario della partenza per il Paradiso è proprio la grande famiglia del villaggio. Siamo già a un anno che il nostro Elio Garbarino ci ha lasciati per l'eternità. È per noi giusto, doveroso, bello ricordare un amico, ricordare una persona significativa del percorso del villaggio, che ha incontrato tanti ragazzi, che è stato formatore qui nella falegnameria che abbiamo alle nostre spalle, che con la sua allegria, col suo temperamento ha incoraggiato molti ad essere positivi nella vita e a guardare con speranza un po' alle cose di tutti i giorni, anche a quelle straordinarie. Lunedì 27 agosto alle 19:45 al centro di San Salvatore sarà celebrata la messa di ricordo. Qui seguirà un momento di rinfresco per condividere i momenti trascorsi insieme. Alle 21 la compagnia Ruspanti metterà in scena la commedia dialettale Vuoi sapere chi la inventò o pesto? Un modo per evocare il carattere brioso, frizzante e simpatico di Elio. Un accostamento questo ad Elio che ci sta bene, perché lui era brioso, era frizzante, era simpatico, ci teneva alle battute. Allora il gruppo di famiglie che faceva cammino con lui ha pensato che fosse proprio questo un modo bello di ricordare la sua positività e il suo sguardo sempre un po' gioioso di fronte alle realtà della vita. E allora rinnovo l'invito, c'è posto per tutti qui al centro di San Salvatore e che Elio dal cielo ci sorrida e ci benedica.
Le offerte che saranno raccolte durante questa serata saranno devolute a Telepace. Cambiamo tema, ultime rifiniture per le due formazioni, la Nazionale Italiana della Solidarietà e i Campioni del Cuore, in vista della partita di calcio che si disputerà domani sera alle 20:30 al Comunale di Chiavari. Di scena la solidarietà che avrà un doppio scopo: sostenere le famiglie delle vittime e gli sfollati di Genova e contribuire all'ultimazione della casa residenziale per i ragazzi dell'Anfas di Chiavari. Sono ancora disponibili i biglietti, ma bisogna affrettarsi a prenotare. Sentiamo. È pronta la squadra? Ma la squadra scalpita, ma non tanto per giocare, perché è un tantam di aiuto che si sta propagando proprio tra i tanti nomi che io ho chiamato. Gli ultimi nomi che si sono aggiunti alla lista in questa catena di solidarietà? Ma guarda, intanto ho formato di nuovo io una catena meravigliosa che è quella che era nel Genoa di qualche anno fa, il Genoa di Bagnoli, e quindi abbiamo Eranio ma insieme a Ruotolo, che sono due grandi campioni del Genoa, Bortolazzi a centrocampo, Claudio Onofri che ha chiamato ieri sera, dice: ma come ci sono loro e manco io? No, Claudio Onofri era grande capitano, c'è. Per la Sampdoria invece Marco Lanna e Nick Zanone, unitamente poi a tanti personaggi anche della televisione, Paolo Brosio, Paolo Conticini, Vergassola, Marco dei Controtempo. La popolazione del Tigullio per questo evento benefico deve dimostrare in questo momento di partecipare attivamente, in modo concreto, tangibile e solidale, perché non possiamo essere indifferenti alla tragedia che è successa a Genova una settimana fa e cercare anche di portare a termine l'obiettivo che ci eravamo prefissi prima della gara, riuscire a mettere i ragazzi dell'Anfas nella struttura che in questo momento purtroppo non riescono a entrare per problemi di agibilità. Manca solo il contorno, il pubblico, che sicuramente sarà numeroso, perché Chiavari, quando si tratta di mostrare generosità, non ha mai fallito, quindi vi aspettiamo veramente tantissimi. Ricordiamo che i biglietti per la partita si possono prenotare al Virtus Entella Store in Corso Colombo a Chiavari, oppure facendo anche una donazione all'associazione Anfas Tigullio Est Onlus attraverso l'IBAN, che si può trovare anche sul loro sito. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Telepace 1 al canale 15 e su Telepace HD, che è il canale 515. Appuntamenti religiosi per questi giorni: solennità di San Bartolomeo nella parrocchia della Ginestra a Sestri Levante, oggi la messa alle ore 18 e alle 21 i vespri presieduti da Don Lelio Roveta. Domani, giorno della festa, messa solenne alle 11 celebrata da Don Pino Carpi, l'Eucaristia è in programma anche alle ore 18. Anche Statale di Ne è in festa per San Bartolomeo, domani prende il via il triduo di preparazione, alle 17:30 il vespro cantato, alle 18 la messa solenne. Venerdì, sabato e domenica sono previsti momenti conviviali, ad esempio domani alle 21 ci sarà una grande tombolata. E per la parrocchia di San Bartolomeo a Levi è festa patronale. Questa sera la messa alle 20:30, seguirà il concerto sul Sagrato e i giochi per i bambini nel campetto. Domani alle 21:15 messa e processione presiedute da Don Paolo Bacigalupo, al termine serata insieme sul Sagrato della Chiesa. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con le altre notizie e i servizi. Avvenire prima pagina, titolo: scontro sui profughi. Sequestro, Fico, sbarcateli, Salvini, decido io solo i bambini, il caso di Cioti a Catania con 177 eritrei, il ministro ribatte al presidente della Camera, c'è l'inchiesta e Conte, l'Unione Europea agisca. La fotonotizia a centropagina, crepe nel ghiaccio dell'Artico, sempre più caldo. E poi dagli Stati Uniti, Trump, morsa giudiziaria solo falsità, svolta in 2 indagini, la Casa Bianca replica. I temi approfonditi da Avvenire, beni comuni, lo sguardo femminile, cambia l'economia e migliora la società. Lotta agli abusi, il vescovo Ghizzoni, anche in Italia occorre più prevenzione. Dalle pagine interne del quotidiano Cattolico, a 2 anni dal terremoto, macerie e paura, da Matrice e negli altri centri futuro e passato da salvare. E poi l'approfondimento sulle parole di Papa Francesco in udienza, può essere falso anche il rapporto con Dio. In questi giorni su Avvenire troviamo anche i temi del meeting di Rimini, ragazzi vi spiego il segreto dell'amore, scoprirsi nel cuore dell'altro, la lezione di Pilar Vigil su relazioni e sessualità
sessualità. A guidare il tradizionale dibattito sull'unità dello spirito, Giulia Guidi, giovane studentessa di Milano, esperta di fertilità. Andiamo sulle prime pagine del secolo XIX, ancora sul ponte del viadotto autostradale della A10, il Ministero e Autostrade sapevano, ultimatum della Regione per l'abbattimento dei monconi del ponte, la relazione del commissario di governo, la società aveva informato dei rischi, avvisi di garanzia almeno 10 nel mirino dei PM. E poi ancora interventi non eseguiti a Genova, ANAC attacca. Andiamo dalle pagine interne, il Levante che moltiplica le iniziative solidali per le famiglie genovesi e degli sfollati, a Chiavari partita di calcio benefica, raccolta fondi a Camoglia, Santa Margherita, giornate gastronomiche e YLab crea impresa, varano la start-up per Genova. Sempre dal secolo XIX, Santa Margherita adesso perde l'istituto comprensivo, meno 600 di iscritti, un reggente al posto del dirigente, il comune, le famiglie devono credere in questa città. Come sapete, ieri il Comune di Chiavari ha emesso un divieto temporaneo di balneazione nella zona denominata Ponente Rupinaro. Ebbene, Iren oggi comunica che ieri nel primo pomeriggio sono stati risolti i problemi con un intervento alla rete nera di Corso Buenos Aires che generava un travaso nella rete bianca che scarica appunto nel torrente. Gli altri aggiornamenti dalla redazione, dove vedo pronta Francesca Caporello. Sì, grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Scontro tra un'auto e uno scooter questa mattina a Bargonasco di Casarza Ligure. Intorno alle 8:30, per cause in via di accertamento, i due mezzi si sono scontrati all'altezza dell'incrocio con via 25 aprile. Ad avere la peggio il conducente delle due ruote, un ventenne, soccorso dai medici del 118 e trasportato con l'elisoccorso dai vigili del fuoco al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. E per il momento è tutto, dalla redazione ripasso la linea allo studio. Bene, grazie. Prosegue il nostro viaggio tra i ragazzi che dedicano una parte delle loro vacanze ai campi estivi parrocchiali. Questa settimana la rubrica Estate Giovani ci porterà a Villa Noce con i giovani di San Pier di Canne e al Villaggio del Ragazzo per i giochi insieme. Ne vediamo un'anticipazione. Come è organizzato il centro estivo? Da quanto tempo è iniziato? Allora, intanto il centro estivo diciamo che è proprio una tradizione del Villaggio del Ragazzo, da quando è nato il Villaggio del Ragazzo. Poi noi lo stiamo realizzando qui presso il centro di San Salvatore per tutti i bambini che sono della zona con attività diurne. Quanti sono i ragazzi e quanti gli animatori? Allora, i ragazzi sono iscritti diciamo 115 e abbiamo un consistente numero di animatori, sia uno staff diciamo stabile che appunto svolge le attività anche organizzative di coordinamento, sia altri animatori che si aggiungono nell'estate proprio per avere l'attenzione e la cura necessaria per tutti i bambini. Qual è il tema del campo? Il tema del campo è fare un po' insieme un'esperienza di fraternità, vivendo un po' insieme, vivendo un po' quei momenti che fanno parte della vita quotidiana. Può essere il momento di preghiera, il momento di ascolto, il momento del gioco, il servizio e direi proprio lo stare insieme, direi riscoperto attimo per attimo. E il campo ci dà la possibilità di vivere insieme una settimana o per i più piccoli alcuni giorni, comunque che sono di un'esperienza forte per dei ragazzi. Come mai ci si diverte al campo? Perché magari sei lontano da casa e fai nuove esperienze e conosci altra gente, poi hai gli animatori che sono sempre molto organizzati con giochi e quindi ti diverti comunque.
I campi estivi vedono coinvolti anche tantissimi animatori che scelgono di dedicare un periodo della loro estate a questo servizio nelle parrocchie della diocesi. Molti tra questi hanno iniziato da poco l'esperienza educativa ed è proprio a loro che è rivolta la 2 giorni di verifica promossa dal settore giovani dell'Azione Cattolica Diocesana. L'iniziativa dal titolo Verifica l'estate è aperta a tutti i giovani animatori che frequentano le scuole superiori e si svolgerà nella parrocchia del Gesù Risorto a Cave Renelle i prossimi 3 e 4 di settembre. L'idea è quella di partire dall'esperienza vissuta per una personale verifica del servizio svolto al campo, regalandosi anche un tempo di sosta e di fraternità. L'avvio sarà alle ore 18 di lunedì 3 settembre. Per le iscrizioni si può fare riferimento ai propri parroci oppure contattando il numero 335 56 43 446. Vedete la notizia anche sul sito teleradiopace.com. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, ci ritroviamo questa sera alle 19:15 con Tigullio Oggi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.